Sono centinaia di migliaia in tutto il nord-est, giovani studenti convinti protagonisti del loro futuro. Il popolo dei ragazzi torna ad animare le strade delle città, unito da un'unica voce. Ha avuto un eco di proporzioni mondiali l'appello lanciato dalla ragazzina svedese Greta Thunberg, appena proposta Nobel per la pace, che ha indetto la giornata per riflettere sui cambiamenti climatici e fermare l'inquinamento del pianeta. Un messaggio che è anche la volontà di impegno comune nella direzione che la piccola Greta ha urlato al mondo dal Parlamento svedese e che evidentemente ha trovato un terreno molto sensibile nei suoi coetanei, preoccupati di ritrovarsi a vivere da adulti in un pianeta devastato da plastiche inquinanti. Una preoccupazione che ossessiona la ragazzina, che soffre di una sindrome autistica e che ha creato divisioni nella politica in materia di cambiamenti climatici. L'Italia è il paese che ha risposto con maggiore forza a questo appello, mobilitando 250 piazze. Il Veneto, Verona, Padova e Venezia hanno concentrato le manifestazioni studentesche nelle stazioni per poi attraversare in corteo le città. Ma si è riempita anche la stazione di Bolzano e a Venezia un fiume di ragazzi ha attraversato le calli sotto cartelli eloquenti. Nessuna bandiera politica, nessuna strumentalizzazione. Anche le associazioni ambientaliste, pur sopportando dai social l'iniziativa, si sono tenute a distanza ed hanno lasciato per una volta che fosse proprio la voce dei ragazzi a farsi sentire.